L'atelier di lettura espressiva emozionale è ideato e realizzato dall'ODV Le Stelle in Tasca, nell'ambito del progetto Catania Città da Leggere del Comune di Catania e del Centro per il Libro e la Lettura. Il percorso formativo e il dispositivo pedagogico privilegiato ci hanno permesso di stimolare le letture che oggi ascolterete, per dare voce ad una selezione di testi autobiografici del nostro archivio, l'archivio della memoria e dell'immaginario siciliano. Ogni partecipante ha adottato un testo autobiografico scritto da autrici e autori che hanno partecipato al Premio Internazionale Trinechia di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla Sicilia. In occasione dell'avvio dell'8ª edizione del Premio Trinechia è possibile partecipare al nuovo bando entro fine gennaio 2026. Desideriamo privilegiare la lettura a voce alta di narrazioni autobiografiche, di memorie, emozioni e sentimenti che ci parlano della città di Catania, perché raccontare una città attraverso la voce dei lettori e la scrittura degli autori significa esplorare insieme un ascolto sensibile dell'altro e di se stessi, incamminandoci sulla via affettiva che ci invita ad ascoltare la voce del cuore dell'umanità di una città. Sicilia non lascia alcuna immagine nell'anima.